Condizionata per femmine di 3 anni, 7 al via, Dana CG, Betty Boop Jet, Brunita Caff, Belen Bye Bye, Brigidella, Boom Boom Jet in prima fila, in seconda Beverly Jet. I favori per Dana CG, numero 1, Antonio Greppi in sediolo. L'alternativa principale Brunita Caff, numero 3. Macchina che accelera. L'errore di Dana CG, mentre si avvantaggia subito Brigidella che va a condurre nei confronti di Betty Boop Jet. Numero 1 Dana CG squalificato per la favorita. E così sulla piegata prende vantaggio Brigidella che va via di lena, i primi 200 in 14,1. Betty Boop Jet in seconda posizione a una decina di metri, poi cerca di serrare sotto anche Beverly Jet, più indietro c'è Brunita Caff. Intanto 400 iniziali con Brigidella che ora ha moderato leggermente, 15,2 comunque il parziale, 29,3 il complessivo dopo 400 metri di gara. Brigidella continua a guidare comunque con 3 lunghezze di margine su Betty Boop Jet, terza posizione per Beverly Jet, poi Brunita Caff che precede Belen Bye Bye. Tanto il giro viene completato con situazione tattica invariata, la mossa dalla terza posizione di Beverly Jet 59,8, passaggio agli 800, Beverly Jet ha spostato all'esterno, prova a seguirla Brunita Caff, poi le altre con l'errore anche di Boom Boom Jet, il chilometro intanto se ne va in 1,14,9. Brigidella continua a guidare su Betty Boop Jet, Beverly Jet, Brunita Caff che invece sposta con maggior convinzione e viene via 500 dal palo. Intanto il parziale in 14,9, 1,29,8 i 3/4 di miglio. Brunita Caff decisa l'attacco di Brigidella. Brunita impegna la leader al completamento della piegata, le due perfettamente apparigliate. Brunita insiste su Brigidella, sta squalificato passando Brunita Caff su Brigidella. E nei 100 conclusivi Brunita Caff viene a concludere netta vincitrice, il secondo posto è per Brigidella che controlla ancora Betty Boop Jet. 1,14,3 il ragguaglio conclusivo per Brunita Caff che aveva sgambato molto bene, va a un decimo dal proprio limite e ottiene la terza vittoria in carriera su 11 corse. Lorenzo Baldi, deciso alle guide di Brunita Caff, scatta i 500 finali e addirittura prende largamente il sopravvento. La quota per Brunita Caff 4,25. Lorenzo Baldi in salchi e al training.